sempre, se io dialogo con Forza Italia o che il PDL dialogo politicamente con mia moglie, con la parte che mi appartiene. Dobbiamo insieme sicuramente costruire un percorso globale che interessi nella sua complessità e nella sua interezza la città di Favara. Niente più rose e fiori tra il sindaco Russello ed il PDL corrente Bosco. La corrente politica non ce la fa più, chiede il divorzio e lascia intendere che sarà un divorzio all'italiana. L'unica parte del PDL che ancora resisteva ufficialmente dopo 8 mesi di governo monocratico dice basta alla paralisi che sta trascinando Favara in una fossa dalla quale difficilmente si potrà uscire, se non interrompendo questa triste e deludente esperienza. E questo, in sintesi, il documento a firma dei consiglieri comunali PDL Santo Pitruzzella, Leonardo Pitruzzella, Enzo Biancucci ed Antonio Fallea. Un documento, dicono i 4, che non avrebbero mai voluto pensare né scrivere, ma che oggi, nonostante la buona volontà dimostrata da tutti i partiti del centrodestra, li vede costretti, così come pubblicamente già affermato dai colleghi del PDL ex AN ed ex Forza Italia, a causa dell'incapacità amministrativa dell'attuale giunta pseudotecnica, a dire basta ad un atteggiamento di tolleranza nei confronti di un'amministrazione che nulla ha prodotto in questi lunghi mesi, se non la sola incapacità di risolvere da più piccoli ai più grandi problemi che attanagliano la nostra città, ed inoltre la totale mancanza di progettualità al fine di attingere ai finanziamenti comunitari necessari per il reale sviluppo della nostra comunità. Un matrimonio tra sindaco e PDL che sta davvero andando in frantumi. Intanto i 4 avvertono o minacciano che è impossibile trovare altra soluzione se non quella democratica delle elezioni anticipate. Una nota quindi che preannuncia grandi discussioni e mutamenti in breve termine, soprattutto nella prossima seduta di Consiglio Comunale, quella del 2 luglio, che ovviamente dovrà trovare tutti d'accordo nello stesso tempo. Ci sarà o no quindi una maggioranza pronta a dare il colpo di grazia? Quali saranno le reazioni e le decisioni a sangue freddo? In ogni modo, al termine del documento, i 2 Pitruzzella, Biancucci e Fallea, a nome della loro parte di partito, chiedono scusa alla città per l'illusione, citiamo testualmente, di aver creduto nella capacità amministrativa di un uomo che ha scritto la più triste pagina della storia politica favarese. La nostra irrevocabile decisione, seppur dolorosa ed estrema, risulta pertanto l'unica via praticabile affinché Favara possa avere il governo che merita.